Despite the ongoing conflict in the Middle East, tourism in Friuli Venezia Giulia is holding steady ahead of the Easter holidays on April 5th. Hotel bookings remain strong across the region with no major cancellations reported, and businesses are preparing for a busy holiday period ahead. Per fortuna in Friuli Venezia Giulia la situazione medio orientale non è che sta lasciando dei segni dal punto di vista turistico significativi. Abbiamo delle prenotazioni buone un po' in tutte le località, siamo usciti da una stagione invernale che non vi svelo oggi i numeri, ma li presenteremo in una conferenza stampa molto importante, nuovi record, e questo a noi fa piacere, però sta andando tutto molto bene. Chiaro, le situazioni internazionali sono situazioni che preoccupano, in primis da un punto di vista umano, perché tante vite purtroppo si sono già perse, ma poi anche da un punto di vista degli impatti sull'economia del nostro paese e sull'economia non solo delle imprese ma anche delle famiglie. Al momento non leggiamo ancora un impatto netto, abbiamo sicuramente l'attenzione ai massimi livelli perché la progressione, la continuazione del conflitto in Medio Oriente effettivamente potrebbe comportare una contrazione della spesa per le famiglie e quindi, come capita in questi casi, un calo delle prenotazioni. È prematuro dirlo, abbiamo qualche timido segnale sulle prenotazioni di lunga gittata, quindi luglio e agosto, che possono risultare un po' inferiori alla norma, ma non destano preoccupazioni in tal senso e non c'è una netta correlazione al fenomeno. E dall'altra parte però siamo anche molto attenti a quello che sarà il futuro di alcune destinazioni turistiche che a causa dei conflitti potranno venir meno, e quindi quel flusso turistico dove andrà a fare le sue ferie, le sue vacanze, probabilmente in Europa, auspichiamo, o probabilmente in Italia, che rimane sempre una degli stati più gettonati dal punto di vista turistico, e siccome Trieste ha un ottimo appeal, speriamo di trovare dall'altro parte un controaltare in termini di flusso.